Oggi abbiamo deciso di farvi vedere Raffadali. Vediamo cosa troveremo di bello. Siamo in macchina pronti a decollare. Decollare. Stiamo scendendo, prima tappa Villa Kairos. Stiamo entrando, guardate un po' che bel panorama. Non parlavo di te, Salvo. Ok. Messo avanti. Omar, oggi prepariamo la pasta con lo sparagello, che dico è un classico qui della cucina nostrana. Solo mettere la pasta. Quanta pasta mangi? Siamo in 4. Siamo in 4, la pasta si cava a sentimento. Ok, va bene. Prego. A me va benissimo notare anche la... No, va bene. Mangia! Ecco qua, questo cantina? Sempre cantina bella. Cantina bella. Salvo, vuoi commentare la pasta fatta con lo sparagello? Siamo ad alti livelli. Altro che cuoco, altro che chef, qua è un maestro in cucina. I sapori della Sicilia. Noi siamo stati già ospiti a Villa Kairos e abbiamo sempre mangiato benissimo, organizza piccoli eventi, quindi è un ambiente bellissimo, si mangia benissimo. Maestro in cucina, maestro, perché ricordiamo che è un maestro di scuola che cucina benissimo, quindi è un maestro in cucina. Loro chiacchierano sempre, comunque è una bella fetta di pane, guardate qua, lo assaggeremo con i funghi, il pomodoro essiccato, un po' di formaggio, salamino. Mi è venuto come idea di provare lo sparagello su crosta. Fai vedere, fermo, ok. Sparagello su crosta di pane, vediamo. È stato accontentato. Ok, lo voglio conoscere, abbiamo bevuto il suo vino, eccolo qua. 2 bottiglie, non una, 2 bottiglie. E quindi adesso lo voglio conoscere. Dopo aver pranzato a Villa Kairos, Ci dirigiamo verso Raffadali. grazie Salvo per il tuo intervento. Nel cuore della città largo. La prima montagna che si incontra entrando a Raffadali è questa qui. Noi la chiamiamo la montagna di Businè. Sulle mappe è indicata come Cozzo Businè. Una pietra calcarea, ci sono delle grotte. Delle tombe preistoriche utilizzate poi successivamente come ricovero per le persone e gli animali. Questa è la Madonna Degli infermi, la patrona di Raffadali. Guarda che Bella bello. chiesa. Ah, stiamo parcheggiando, vediamo. Ah, che particolare, un cortile interno. Questa invece è la chiesa della Madonna del Rosario, molto semplice come stile. Allora abbiamo chiesto, questa è la chiesa di Sant'Antonio. Sant'Antonio Abate, che ci hanno detto che ormai è stata sconsacrata. Vieni qua. Il nostro percorso continua e questa è la chiesa del Carmine, mentre noi volteggiamo leggiadri come delle libellule. Addirittura, ecco qua la chiesa. Del Carmine. Sono due stili completamente diversi. Questa è la chiesa madre di Raffadali e abbiamo anche la movida notturna, la vida loca, la movida notturna di Raffadali è in questa piazza. Diciamo che fanno degli eventi e soprattutto la festa del pistacchio, e a proposito di questo vi facciamo vedere un breve spezzone della festa del pistacchio che ci siamo venuti anche noi. E dopo questo breve spezzone della festa del pistacchio continuiamo a farvi vedere, c'è un bel panorama. Il panorama è sempre gradito perché è un bel panorama, una diciamo finestra sul mondo. Abbiamo trovato questo piccolo angolo di paradiso e Salvo ne ha subito approfittato per farsi una foto. Diciamo che anche Raffadali sicuramente da visitare perché ci riserva sempre belle sorprese. Adesso ci siamo soffermati presso un abbeveratoio da dove arriva l'acqua dal Voltano, che è in una sorgente che si trova attorno alle pendici di Monte Cammarata. Un altro bel parco, un bel parchettino dove si può andare a passare il pomeriggio, quindi comunque sia anche Raffadali è da visitare. Salvo che sta facendo un primo piano all'acqua in movimento di questa fontana.
Questo è Monte Guastanella. E che hanno fatto lì? Di leggende su quella montagna, una delle quali c'era una fortezza saracena lì sopra. E hanno sequestrato un vescovo. Sì, di Agrigento l'hanno portato. Qualcosa del genere. Sì, sì, gli arabi. Siamo al parco del villaggio della gioventù. Guarda che forte, bello. Stiamo facendo quindi una passeggiata nel parco della gioventù, anche se di gioventù qua ne vedo ben poca. Oh, andiamo al Belvedere. La cosa bella è che girando sempre per vari paesini siciliani si capisce, cioè si nota sempre che comunque sia, ovunque vai c'è sempre qualcosa di bello da vedere. È vero, è vero. Ma poi la Sicilia riserva sempre dei panorami stupendi, delle particolarità che veramente vale la pena di vedere, luoghi sconosciuti ai più, che poi veramente danno il senso della sicilianità, della cultura e della storia della Sicilia. Momento poesia. Siamo giunti Bene, qui sì, al metabirrificio di Raffadali chiamato il Mangione, dove andremo a gustare delle birre specialissime fatte con metodi artigianali. E poi mangiamo naturalmente, giusto? Ovvio. Ovvio. Ci siamo appena seduti. Arriva un profumo che è veramente estasiante, dobbiamo dirlo. Formaggi, fritturine, patate ripiene, peperoni ripieni, salumi varie, burrata, caponata, ricotta con miele, pomodoro secco. Io mi sono perso, dai, obiettivamente. Qua comunque si mangia veramente bene. Ci hanno portato il famoso cudurune, questo qua la conoscono come pizza pane, aromi ed olio, e invece questa con patate, cipolla e parmigiano. È tutto davvero ottimo, l'impasto è perfetto. Che gusti hai tu? A me piace la rossa, la bionda, ma non disdegno nemmeno la bruna. Ah, ok, quindi a proposito noi abbiamo preso, eccole qua, rossa, bionda e la nera. Come leggiamo, la bionda è una pilsner dal colore biondo dorato e dal cappello di schiuma candida e compatta. Invece questa è la rossa, che si presenta con un colore ambrato dai riflessi arancio. Questa è la nera e si presenta con morbidi sentori di affumicato e di caffè. Tra l'altro le birre le fanno proprio qua, e se le volete assaggiare dovete obbligatoriamente venire qua, non le commerciano, ok? Quindi dovete venire qui al Mangione per bere queste birre artigianali. Ecco dove nasce la birra artigianale. Questa è la zona cottura, questa è la zona maturazione, e guardate, questa è la zona di fermentazione. Churrasco, che è degustazione di tagli reali, tagliata chianina, tournedos di bisonte, cuberol di Angus argentino. E quello di sotto, così cade tutto, Salvo. Prendi l'ultimo di sotto. Tutto buonissimo. I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Ci siamo fermati per vedere qualche stradina antica e ci siamo... Antico giardino, un territorio abitato dagli arabi anticamente. Ci sono un sacco di giardini veramente carini, quindi zone interne. Addentrati! Guardate, noi cerchiamo sempre queste zone, ecco, classiche porticine molto basse, antiche, dove una volta c'erano magari le galline, gli animali, ora magari terranno un cane. Guardate quante porticine, quanti sottoscala ci sono. Oh cavolo! Secondo me la parte più bella è addentrarsi in queste stradine. Queste case antiche, diroccate. Guarda le scale che salivano su, sotto c'è quest'arco. E con vero sprezzo del pericolo ci addentriamo laddove nessuno osa addentrarsi. Addirittura! Stiamo addentrando proprio nella parte più vecchia, ed è davvero carina a girarla comunque. A noi piacciono un sacco questi posti.
cosa ne pensi di Raffadali? Bel paese, indubbiamente, come tutti i paesi poi della Sicilia hanno qualcosa sempre che ci lascia sempre ben predisposti a ritornare a vederlo di nuovo. Siamo arrivati in piazza Sant'Antonino e questa è la chiesa di Sant'Antonino. Questa è la statua che vedete qua. e San Pio, E poi abbiamo anche da questa parte. un monumento di stile moderno chiaramente. E anche oggi la giornata è arrivata al termine. Vi ricordiamo che non siamo due giornalisti, ma semplicemente due turisti che vanno a visitare un paese. Due turisti in libertà che girano per la Sicilia in cerca di bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali. E ci trovate sui social. Instagram, Facebook e YouTube. Grazie per aver visto anche questo video, commentate. E like a manetta. Ciao, alla prossima! Ciao ciao!